Perché qui oggi? Perché noi mi stanga sempre e invece bisognerebbe stangare io qualche volta. Possiamo chiederle quanto prende di pensione? Che è 1.200.000, 1.200, 1.100. 1200 euro. È poco. È poco, sì. Lei? No, contro l'inefficienza della manovra. Cosa vorreste dalla manovra? Più equità sociale, questo è quello che vogliamo. La manovra, criticata dai pensionati della CISL qualche settimana fa, era quella varata dal governo Berlusconi. Ma ora, col nuovo esecutivo Monti, forse le cose cambieranno. Rigore, crescita ed equità è la formula scelta dal professore per uscire da questa crisi terribile che ovviamente ha colpito soprattutto le fasce più deboli, tra cui proprio i pensionati. In Italia le pensioni sono medialmente basse, ce ne sono di alte, ma quelle non le vogliono tagliare. Vogliono ancora andare a prendere nelle tasche di quelli che ne prendono pochi. Sono andato all'età dopo 35 anni di lavoro. La mia generazione abbiamo cominciato a lavorare a 14 anni, adesso cominciano a lavorare a 30 anni, 25 anni. Quello è il problema. Quello è il problema. Quanto sono le pensioni più o meno? Beh, lui è ma era un ispettore di zona, ero della PAN. Una buona pensione? Ho quasi 1.400. E i suoi amici? I miei amici che a 1.000 euro. Troppo poco? Poco, sì. 800 ne hanno, anche 800. In Veneto i pensionati INPS sono 1.449.000, in pratica un veneto su 3 se si considerano tutte le pensioni, comprese quelle sociali e di reversibilità. Per quelle di anzianità e vecchiaia si versano ogni mese 860.000 euro, che vuol dire in media 964 euro lordi. Meno che nel resto d'Italia, dove la media per un pensionato è di 992 euro. E questo per via degli stipendi più bassi in Veneto rispetto ad altre regioni come Lazio e Toscana, ma anche a causa dell'alto numero di lavoratori in proprio che nel corso della propria vita hanno versato solo il minimo dei contributi, anche se di certo non si sono arricchiti. A colpire però è un altro dato: più l'età è avanzata, più le pensioni sono basse. Se in media un sessantenne veneto percepisce infatti una pensione di 1.580 euro, un 65enne ne prende 1.200, un settantenne 1.000, un ottantenne un po' meno di 900 e un ultra ottantenne 670 euro. Si può, semplificando, dire che 8 persone su 10 hanno una pensione inferiore ai 1.000 euro? Assolutamente sì. Questo a livello nazionale, ma corrisponde come valore anche a livello veneto. Qui c'è una motivazione secondo me aggiuntiva, no? Perché stiamo parlando di una terra che il Veneto che ha sempre lavorato molto, su questo non c'è alcun dubbio, ma era una terra che per quanto riguarda, diciamo, le vecchie pensioni ha ripercorso un lavoro bracciantile e quindi oggettivamente il valore economico e i contributi che si versavano un tempo prima delle ultime riforme sono valori economici e contributivi bassi. Poi c'è stata questa trasformazione di ex operai che si sono messi in proprio e hanno costruito aziende, per cui sono passati dai versamenti alti contributivi del lavoro dipendente a contributi più bassi fatti dal lavoro autonomo. Questo quindi ha abbassato, nel momento in cui questi lavoratori, facendo la somma di quello che avevano prima e di quello che hanno versato dopo come lavoratori autonomi, ovviamente il valore economico si abbassa. Rita Turati è la segretaria del sindacato pensionati della CGIL e ci tiene a sottolineare che ad avere la peggio in questa situazione già critica sono le donne. Cioè non solo le donne hanno a parità di lavoro, diciamo così, uno stipendio mediamente più basso, attorno al 20%, 30% a seconda delle attività, e già questo fa la differenza. Secondariamente moltissime donne hanno dovuto, per carenza di leggi nazionali di tutela, nonostante avevamo fatto fra i primi una legge di tutela sulla maternità, poi di fatto, come sappiamo bene, in Italia si riesce a bypassarle e non applicarle queste leggi. Allora, per effetto di ciò,
e per effetto del fatto che ci sono pochi servizi a sostegno del lavoro femminile, è evidente che molte donne hanno abbandonato il lavoro, per cui lavoro economicamente, scusate, economicamente retribuito più basso, lavori segregati che valgono anche dal punto di vista economico meno di quelli maschili, pensiamo a tutto il lavoro sociale e quanto vale una busta paga in una cooperativa sociale per esempio, e molte donne che hanno dovuto abbandonare il lavoro per fare il lavoro di cura. Questa situazione si è peggiorata con i tagli agli enti locali? Questa situazione è fortemente peggiorata in questi 2 anni. Dopo una vita di lavoro, dunque, più di 200.000 donne venete non raggiungono i 500 euro di pensione e 32.000 non arrivano ai 250 euro. Anna Vedovato compirà tra poco 73 anni e la sua pensione ammonta a poco più di 600 euro. A 678 circa al mese. Non so, sì, 678. Sono tra l'altro 2 pensioni, perché in realtà lei prende la sua pensione e anche quella di suo marito. Come era artigiano di categoria C1, a Venezia lavorava, è 14 anni che non c'è più, e percepisco ancora quella pensione di allora perché è stata congelata, così mi hanno detto. E basta, adesso... Lei quanti anni ha lavorato, signora? Ci racconti. Io ho lavorato circa 4-5 anni, perché dopo mi ero sposata, dal 54 fino al 58. Però i primi... Che lavoro faceva? Sono entrata come babysitter, dopo facevo un po' di tutto. Ho lavorato in casa, su un ristorante, un po' di tanti lavori lontano da casa, ero giovane, ero 14enne, insomma, e così insomma, dopo mi sono sposata, avevo neanche 20 anni, 21 anni il giorno che mi sono sposata, però tanti anni ho lavorato in nero perché non ci pagavano le marchette, dopo cambia da una parte, cambia dall'altra e avevo trovato una famiglia che addirittura non mi dava neanche stipendio, allora io ho preso e mi sono andata a denunciarla, mi ricordo a Venezia dalle ACLI. E così dopo mi è arrivato i soldi a casa e da quella volta mi sono sempre pagata i contributi. Pagato i contributi, ho lavorato in casa, piccole cose per pagare i contributi volontari che adesso mi permette questo tipo di pensione. Insomma. La signora Anna per fortuna non ha un affitto o un mutuo da pagare perché abita in una piccola casa di sua proprietà, ma per arrivare a fine mese deve comunque ingegnarsi. Tante rinunce, perché ho fatto studiare le figlie, erano tutto per loro, io non sono mai stata in montagna, al mare, via, per poter dare a mie figlie loro futuro insegnanti e adesso stanno bene, insomma hanno la propria casa anche loro e io vivo così, certo che le rinunce sono tante. Cerco mia zia mi regala delle cose, un'altra mia zia delle altre, io cerco di mettere a posto, sono sempre in ordine, però tante rinunce, mai una cosa nuova, sempre le cose regalate. Ecco, ma per esempio la fatica è aumentata in questi ultimi anni, cioè le cose costano di più rispetto alla sua pensione? Sì, anche oggi la bolletta del telefono 55 euro e non ho mai pagato più di 45, oggi mi è arrivato 55 euro di telefono, tutto è aumentato. Non so, non si prende più niente con 50 euro. Le medicine? Perché anche quella è una bella spesa. Adesso comincio con le medicine, cominciamo con Dente che appena fatto 1.200 euro, tutto in regola perché mi hanno dato anche, come si dice, tutto in regola, ho pagato la ricevuta. La ricevuta fiscale, perché io tutto quello che faccio voglio la ricevuta fiscale, proprio perché è giusto così, insomma. Signora, è preoccupata? Sì, perché vedo adesso che si va avanti con gli anni, le malattie purtroppo arrivano, perché a una certa età arrivano, e si è soli a casa e si pensa come farò, come sarà, perché adesso i figli hanno la loro famiglia
e i vecchi sono a casa perché sono vecchi. Così, allora ci si trova. Io anche abbastanza sono dinamica, vado all'università della terza età, mi arrangio, cerco di riempire, però ogni tanto la depressione arriva. Perché? Perché la solitudine te la farebbe. Allora io ho cercato di capire e cerco di aggredire questa solitudine, mi arrangio, vado via, però non mi posso permettere tante cose che si permettono gli altri. Gianna Bubacco ha 65 anni, da 5 anni è andata in pensione con 29 anni di contributi. Gianna, a quanto ammonta la sua pensione? Allora, io adesso ho una pensione di 620 euro al mese, di cui se pago le bollette mi rimane gran poco della pensione che mi arriva. Di conseguenza vado a lavorare, faccio la promoter sui supermercati 2 giorni, 3 alla settimana, un giorno alla settimana, dipende quando mi chiamano. Come Cococò? Come Cococò, sì. Sono in regola, per carità, io non lavoro in nero perché sono contraria al lavoro nero e devo farlo per aiutare, per andare avanti, perché purtroppo mio marito non è che abbia una pensione di quelle gloriose, diciamo. Dopo 35 anni di contributi? 35 anni di contributi, è in pensione con 920 euro, 910, dipende. Quindi in tutto insomma fanno circa 1.500 euro al mese di pensione, avete un affitto? Di cui abbiamo un affitto di 470 euro. Togliendo l'affitto, togliendo tutte le bollette da pagare, ci rimane gran poco, insomma. E quindi come si fa? Si fa, perché quando si va a fare la spesa si guarda, prendo questo perché costa meno, prendo l'altro perché costa meno, si rinuncia a qualsiasi cosa perché certo al ristorante, come dice Berlusconi che ci sono i ristoranti pieni, gli aerei pieni, saranno quelli della sua categoria che vanno a fare le ferie, che vanno a farsi i giretti, non certo noi di questa... Voi in vacanza non ci andate? Noi in vacanza, qualche vacanza l'abbiamo fatta, diciamo, però sempre tirando e guardando bene come si faceva, insomma. La spesa dove la va a fare? E la spesa la vado a fare di solito al Penny, che costa meno, ai discount, dove trovo le offerte che posso risparmiare. Per esempio la carne non la compra dal macellaio? La carne, diciamo, non è che siamo mangioni di carne, però io vado dal mio macellaio di fiducia, dove anche qualche volta mi regala le bistecche, diciamo, perché nell'amicizia che abbiamo, va là, porta a casa, poi ci vediamo. Ecco. I risparmi? E i risparmi... Riuscite a mettere qualcosa da parte? No, assolutamente, perché quando arriviamo a fine mese questi sono andati là, quelli sono andati di là e non rimane più niente. Giannina Faraon se l'è conquistata duramente la sua pensione, perché insomma ci è voluto grande determinazione e grande forza di volontà. Beh, sicuramente sì, soprattutto negli ultimi anni. Comunque la mia pensione se l'è mangiata per metà l'euro. Quanto prende? 1.100 euro. 100 euro con quanti anni di contributi? 35 anni, tutti ospedalieri. È una pensione bassa oggi? Oggi sì, oggi è una pensione bassa. Prima dell'euro era una pensione, direi, tra le migliori, ma ora no. Qual è la fatica più grande che fa? Le bollette, luce, acqua e gas. Il telefono, vabbè, non cominciare al telefono, comunque luce, acqua e gas sono le bollette, sono quelle che più di tutto mangiano la pensione. A che cosa rinuncia? Cosa rinuncio? A volte anche a qualche visita medica, perché naturalmente non si può pagare il medico, perché visite private costano, terapie costano, soprattutto se devi andare a fare fisioterapia e cose varie che dovrebbero essere come una volta a livello mutualistico, ora non siano più, però dopo 35 anni di lavoro con 5 interventi, 2 protesi all'anca si ha bisogno anche di terapie.
e non si può, con una pensione così non si può permettersi di spendere 150 euro per 10 terapie o altri 150 per il medico, è una cosa in cui bisogna rinunciare. Lei invece è abbastanza soddisfatta, eh? Sì, cioè, non vorrei dire una cosa che non è vera. Io sono soddisfatta di come stiamo, io e mio marito adesso, i miei ragazzi sono a posto per il momento, nipoti eccetera. Non posso lamentarmi. Se abbiamo una pensione? No, viviamo insomma con quella di mio marito. Che è? 1.300 qualcosa, 1.350 circa. Però vi basta? Sì, sinceramente sì. Invece la signora Bruna Busso, che ha lavorato una vita ma contributi però non ne ha mai versati, perché? Perché quando mi sono sposata non avevo nessun contributo, diciamo, anche se avevo lavorato, però ero apprendista, ai miei tempi non c'erano contributi. Dopo sono rimasta subito incinta e così dopo non ho più pagato, perché costavano troppo, non ho potuto. Poi ho cominciato, sono riuscita un po' alla volta facendo dei lavoretti per riuscire, ho imparato a cucire, fare le cose ai miei figli con dei miei vestiti, delle mie cose che insomma potevo fare, ho imparato e poi ho cominciato sì a lavorare, però non ho mai pagato insomma. Insomma, la gran parte dei pensionati veneti oggi tira la cinghia, eppure, secondo Rita Turati, l'INPS ha i bilanci in attivo e il problema, casomai, è la tassazione. In Germania le pensioni vengono tassate del 5%, da noi più del 40%. Chiariamo un punto: una persona che va in pensione con uno stipendio di 10.000 o 20.000 euro al mese, cioè i contributi sono sempre del 38%, quanto un dipendente che ha 1.200 euro. Esattamente, e quindi tu capisci che c'è una bella sperequazione, perché appunto per quanto riguarda i dirigenti loro sono pochi in proporzione agli altri lavoratori, quindi l'esborso di quelle casse lì è molto più alto. C'è bisogno di fare solidarietà e la fai in due modi: con il fisco, come succede in tutti gli altri sistemi europei per esempio, perché c'è una parte di sostegno che deve essere redistribuito su tutti i cittadini italiani e non solo sui lavoratori che pagano i contributi, quindi interna solo all'INPS. E se tu vuoi fare, come si sta facendo, la tassa di solidarietà interna, quello di cui parlavo prima, quella parte lì la metti a vantaggio dei giovani. Questo è il modo, quindi dare lavoro, fare investimenti per la crescita, cosa che non si fa, unico paese in Europa in cui non si sta investendo in questo, togliere e dare maggiore tutela al lavoro precario e solidarietà interna al sistema, che vuol dire parte solidarietà dentro al sistema previdenziale e parte che venga dalla fiscalità generale. E a questo proposito si può dire che gli ammortizzatori sociali in Italia, e quindi tutte le casse integrazioni di questo periodo anche in Veneto, vengono usati proprio dai fondi dell'INPS e non da quelli del fisco? Beh certo, una parte consistente, non tutti, perché sono stati utilizzati anche, diciamo, per esempio l'anno scorso sono stati usati quasi tutti i fondi FAS, i fondi europei, per coprire il bisogno di liquidità, diciamo, no? Per riconoscere la cassa integrazione. Però una fetta consistente viene ancora attribuita alle casse dell'INPS, cioè l'INPS fa anche assistenza e non può essere anche per quello che il nostro sistema previdenziale costa tanto rispetto agli altri, perché noi lì abbiamo delle spese improprie. Laura Martinuzzi è nata a Murano, l'isola del vetro, e ha lavorato per 42 anni. A 36 è rimasta sola con una figlia da tirar su, ma non si è scoraggiata. Oggi vive in questa bella casa luminosa immersa nel verde a Favaro Veneto e dei suoi 960 euro di pensione non si lamenterebbe neppure, se non fosse che a essere in difficoltà purtroppo è proprio sua figlia. Il guaio è che io da qualche anno ho dovuto purtroppo aprire la porta a mia figlia, a mio genero e mia nipote, perché non possono permettersi di pagare un affitto. Ecco, allora diciamo che lei ha 36 anni, poi è rimasta anche sola, senza marito, con una bambina. Io purtroppo a 36 anni mi sono trovata sola con un mutuo da pagare e una bambina da 3 anni e mezzo, e perciò la vita non è stata
Certo, È stata semplice. Se mi chiede come ho fatto, guardi, ancora adesso io non so come. Aiuto dei genitori naturalmente, che quelli sono sempre importanti, come io adesso sto aiutando mia figlia perché la vita è sempre una ruota. Però, come ripeto, non è che... Si è pagata questa casa, che è veramente una bella casa, 70 metri quadri. Sì, sono circa 70 e ci ho messo 20 anni perché naturalmente rinunce vuol dire niente ferie, niente andare a mangiare fuori, comprarsi vestiti, diremo, firmati, per fortuna ci sono anche le bancarelle o i negozi e naturalmente con tanti sacrifici e rinunce ci sono arrivata, solo che io pensavo che finalmente dopo anni farmi una pensione un po' tranquilla, pensare un po' per me, invece è successo che adesso in questa casa bella, che comunque insomma, ci sta benissimo anche da sola, adesso ci sta in compagnia. Chi vive qui? Mia figlia, mio genero, mia nipote, ho dovuto la mia camera dargliela loro e io in cameretta con mia nipote, ma sa com'è. Non è che ci si sguazzi, insomma, ognuno avrebbe bisogno anche della propria intimità. Spero sia per un periodo finché loro si devono pagare un leasing che purtroppo gli sta strozzando. Ecco, perché loro sono anche degli imprenditori, non sono Purtroppo loro hanno lavorato tanti anni in Germania, sono tornati qua perché hanno avuto la piccola e mia figlia voleva venire vicino a me, solo che adesso hanno questo mutuo, questo leasing che gli sta strozzando, cioè praticamente loro stanno lavorando per pagare la banca, l'affitto del negozio e la banca. E se non sono io appunto che li aiuto con l'affitto, loro non ce la farebbero. E con le bollette come fate? Quello lì purtroppo è una cosa seria anche quello, perché adesso finché stanno qui con me si divide un po' tutto, mangiare, bollette. Però tutto quello che concerne la gelateria lì purtroppo sono sempre in rosso e non so veramente come rinunciano a molte cose, anche loro devono rinunciare continuamente. Io ho il mio passato di verdura e per domani ho già le mie zucchine, vedi, ho già le mie zucchine pronte per fare il risotto di zucchine e si cerca di risparmiare, insomma. Io sono venuta su con quella come mia mamma, le entrate erano quelle dovevano bastare. E naturalmente rinunciare ad andare dalla parrucchiera, perché per fortuna mi arrangio, mi sono presa un bel phon. Fai da te? E vado solo per tagliarli. E una volta andavo spesso in pizzeria o un ristorante e bisogna rinunciare, anche lì. Bisogna guardare tutto, cioè si vive discretamente, però bisogna rinunciare a molte cose. Certo, la signora Laura, dopo una vita di sacrifici, si è anche abituata a non concedersi mai grandi lussi o capricci. Sono i più giovani che adesso, da grandi, devono imparare a farlo. Per esempio oggi è una bella giornata e io ho spento il riscaldamento. La mattina io mi lavo il viso con l'acqua fredda, ma non tutti lo possono fare. Cioè io cerco di guardare tutto, anche le luci, mi sono messa le lampadine, quelle basso consumo. Però i giovani adesso non so se riescono a fare questo. Cioè noi ci siamo passati, ci siamo abituati. I vestiti lo stesso, chi si sogna una cosa firmata. Però i giovani di adesso è anche difficile. 960 euro, meno di 1000 euro al mese, sì. È comunque una pensione bassa. Sì. Lei se l'immaginava di fare tutta questa fatica una volta arrivata al traguardo? No, perché adesso le dico, io con la scusa che sono stata licenziata da Venezia, sono passata a Mestre, poi ho 4 anni di vuoto perché sono rimasta incinta, mio marito non voleva che andassi a lavorare, è stato male, non mi volevano in part-time perché non c'era la legge di part-time e io ho perso 4 anni e ho perso tutti i scatti di anzianità. Succede che quelli che sono andati a lavorare come me, che hanno fatto tutto il suo diremo tirocinio normale, hanno avuto 1100, 1200 di pensione e io, non avendo avuto questi scatti, mi sono trovata appunto con questa pensione qui. E risparmi? Riesci a mettere da parte qualcosa? Risparmi, qualcosetta sì, la liquidazione, queste cose qui, avevo cercato per la mia vecchiaia, però ho sempre aiutato mia figlia. Qual è la sua speranza, signora? Beh, speranza più che altro è per mia figlia, che vedo che lei non so se avrà la pensione come me.
non lo so. Per fortuna le lascerò, se tutto va bene, le lascerò la casa, che già quello può essere un aiuto per la pensione. E per il resto, chissà, il futuro come sarà. Il futuro lo si comincerà a vedere anche in queste settimane, cruciali per la vita e l'economia del nostro paese, dove chi ha avuto poco e dato moltissimo si merita davvero dal nuovo governo un occhio di riguardo.